Dopo il Parlamento, Palazzo dei 300! Dopo il Parlamento, Palazzo dei 300. Con questo urlo che abbiamo sentito, che gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Treviso hanno festeggiato l'exploit di queste elezioni politiche. Si sono radunati poco dopo le 20 in via Sant'Agostino all'interno del negozio Factory Outlet e poi un gruppo è sfilato per le vie del centro verso Piazza dei Signori. Qui ad attenderli una troupe Sky con Alessandro Gnocchi, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per le prossime comunali, a commentare un risultato a dir poco eclatante. La festa è poi proseguita, soppressa bibite e l'immancabile prosecco per abbrindare al 25% risultato alle urne a livello provinciale. Curiosamente il movimento ha trionfato in comuni come Roncade, Maserada e Montebelluna, tradizionali roccaforti del Partito Democratico, ma in decine di altri comuni il risultato si è attestato anche sopra il 30%. Ai nostri microfoni le parole di Alessandro Gnocchi. Ma come dicevamo, per noi sarebbe stato comunque un successo. Le proporzioni che sembrano emergere sono ancora maggiori di quello che potevamo aspettarci. Si vede che i cittadini hanno creduto più ai fatti concreti che alla propaganda o all'informazione un po' tra virgolette dei mezzi di informazione mainstream. Probabilmente questa è l'occasione per decidere punto per punto, provvedimento per provvedimento, quello che è meglio per il Paese e per i cittadini. Poi diciamo la nostra fiducia nei partiti tradizionali è un po' scarsa, per cui dato che comunque sono loro ad avere la grande maggioranza, vedremo cosa riusciranno a combinare. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, a costruire il programma con i cittadini come abbiamo fatto fino adesso e a affinarlo per presentarlo ufficialmente. L'assalto a Kasugana, se vogliamo metterla così, è già partito da tempo. Abbiamo cominciato a lavorare mesi e mesi fa e continueremo a farlo per cercare di portare una proposta che sia veramente innovativa e utile a questi cittadini. Esatto. Diciamo che poi quello che conta sono i gruppi che si presentano e trasportare così banalmente il voto delle nazionali alle amministrative non è così scontato.